Rieccoci cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Diamo finalmente buone notizie in prospettiva, a parte il passaggio di una perturbazione che interesserà la giornata di venerdì e che vedrà precipitazioni soprattutto nel pomeriggio su buona parte del territorio, ma comunque precipitazioni non intense con quota neve che salirà attorno ai 2000 metri sulle prealpi, un po' più in basso sulle Alpi. Cosa accadrà nel futuro? Abbiamo qui di fianco a me una mappa incentrata a 5500 metri che fa vedere la distribuzione delle alte e delle basse pressioni. Potete notare come in corrispondenza del Mediterraneo vi sia un rigonfiamento proveniente da sud con i colori sul giallo e l'arancione. Questa è appunto una figura di alta pressione, è una mappa che si riferisce a lunedì, ma già da sabato il tempo è destinato a risultare tranquillo, quindi avremo un weekend di sole. Qualche nube di passaggio non possiamo escluderla, con temperature decisamente gradevoli, anche superiori alle medie del periodo prossime o attorno comunque ai 20 gradi, tempo buono anche per buona parte della prossima settimana. Con ora conclusa auguro a voi tutti un sereno a questo punto fine settimana e per quanto riguarda questa trasmissione ci vediamo all'inizio della prossima.